un periodo cuscinetto per scegliere il successore del presidente in carica. Vabbè, però ce l'abbiamo libero. Napolitano, Noi abbiamo no? una situazione di fibrillazione, perché l'altro giorno è stata fatta filtrare tramite giornalisti molto vicini al Quirinale. L'aveva detto prima, no? Non aveva mai detto quando se ne sarebbe andato, aveva detto che se ne sarebbe probabilmente andato prima, ma che nello stesso tempo il suo non era un mandato a tempo. Perché? Perché la Costituzione non prevede il mandato a tempo. Nardella. Personalmente non condivido le critiche pesantissime di Grillo e neanche quelle diverse comunque di Travaglio su Napolitano. Ritengo il Presidente della Repubblica Napolitano sia stato uno dei pochi che ha tenuto alta la credibilità del nostro Paese a livello internazionale in anni in cui la classe politica italiana è stata rissosa, non ha mai portato in fondo le riforme e si è lasciata andare anche in episodi gravi di corruzione. Il Presidente Napolitano, come ha detto anche il Financial Times a proposito del suo essere stato in qualche modo una luce in tanto buio del nostro Paese, anche in questi mesi ha dimostrato e sta dimostrando grande dedizione e passione. L'ho visto anche io da sindaco quando è venuto a vedere il nuovo Teatro dell'Opera a Firenze. Aggiungo che la Costituzione prevede anche, consente, le leggi consentono che i Presidenti della Repubblica possano dimettersi. Io mi auguro che ciò avvenga il più tardi possibile e ricordo anche che è stato il Parlamento, per evitare lo stallo, a chiedere al Capo dello Stato di ricandidarsi. Non era Napolitano che voleva questo. E si è messo a disposizione, con grande dedizione, del nostro Paese, nonostante anche le sofferenze che ha dovuto e deve sopportare, nell'interesse esclusivo del bene pubblico e del nostro Paese. Io da questo punto di vista lo stimo e considero una delle figure più autorevoli e anche una delle figure che ha dato all'Italia più credibilità e ha tenuto alta la nostra immagine a livello mondiale. Io adesso vorrei tornare ancora per un attimo a Renzi-Berlusconi, no? Perché in molti si chiedono come mai Berlusconi sia diventato improvvisamente così filo renziano. In realtà dei motivi ci sono, come ci spiega Paolo Pagliaro. Il Cavaliere ricompatta i suoi, hanno titolato agenzie e giornali dopo l'ennesimo vertice di Forza Italia. Ma è un titolo che si ripete identico tutti i giorni da molti mesi e dunque testimonia il contrario di quello che annuncia. La verità o qualcosa che le assomiglia l'ha scritta questa mattina sul Sole il politologo Roberto Dalimonte. Ormai gli interessi di Berlusconi non coincidono più con quelli di Forza Italia. Da una parte ci sono i suoi interessi di imprenditore, dall'altra quelli del partito che lui ha fondato. In questo momento, scrive Dalimonte, la Mediaset di Berlusconi è come la Fiat di una volta, non può che essere governativa. Sono troppi i rischi legati alla regolamentazione del settore delle TV e delle TLC in un momento in cui tutto sta cambiando e il centrodestra non ha la possibilità di vincere le prossime elezioni. E poi c'è il legittimo desiderio di Berlusconi di non finire ai margini delle decisioni politiche che contano, a cominciare dal Quirinale. Insomma, dal suo punto di vista Berlusconi ha ragione a voler mantenere un buon rapporto con Renzi. Il problema è che il suo partito non ne vuole pagare il prezzo e tra i prezzi da pagare al patto del Nazareno, Dalimonte cita la nuova legge elettorale con il premio alla lista invece che alla coalizione. Ma è probabile che il prezzo più alto pagato da Forza Italia sia il crollo di consensi registrato da tutti i sondaggi. Una tendenza che, se non si inverte, mette a rischio la sopravvivenza di un intero ceto politico. Nessuno può dire dunque per quanto tempo ancora Berlusconi riuscirà a ricompattare i suoi. Con Marco Travaglio, fino a quando Berlusconi riuscirà a tenere unito questo suo partito, questa Forza Italia in fibrillazione permanente adesso, ormai da molti mesi? Quando non vedremo Brunetta e la Santanchè andare in televisione a denunciare il conflitto di interessi del partito azienda che privilegia le questioni di soldi, le televisioni, gli affari di Berlusconi rispetto agli interessi del partito, che in questo momento sono completamente diversi. Berlusconi sa benissimo che con l'età che ha non vedrà mai più il giorno in cui rivincerà le elezioni e tornerà a Palazzo Chigi, non ha nessuna possibilità di andare al Quirinale, non c'è un altro posto dove andare se non fare da ruota di scorta a Renzi in questa legislatura e sperare di essere determinante nella prossima, quando il PD avrà comunque qualche
pezzettino che gli manca per arrivare al 5%, al 50%, e quindi lui spera di essere quel pezzettino che consentirà a Renzi di governare con il suo apporto minoritario ma indispensabile per continuare a ottenere quello che ottiene da 20 anni, che governi lui o che governino gli altri, cioè rassicurazioni di ogni genere sui suoi affari televisivi, finanziari, eccetera, soprattutto in un momento in cui il suo gruppo va così male, e poi tentare di vendicarsi in qualche modo dei magistrati, ma soprattutto limitare il più possibile riforme che vadano a combattere mafie, corruzioni, frodi fiscali, che diciamo sono 3 specialità della casa. Insomma, Travaglio continua a pensare che il PD di Renzi faccia e abbia fatto accordi. Ma altrimenti diciamo, Berlusconi per quale motivo andrebbe lì? Perché è interessato alla legge elettorale. Berlusconi è interessato alla legge elettorale, non gliene frega niente a Berlusconi della legge elettorale. Nardella, secondo lei fino a quando Berlusconi riuscirà a tenere compatta Forza Italia? Ma questi sono aspetti interni a Forza Italia e Berlusconi. Con tutto il rispetto, io non mi preoccupo di cosa spera Berlusconi. Torno a dire quello che avevo accennato all'inizio. Noi abbiamo un'idea molto chiara di cosa vogliamo fare per l'Italia. La riforma della pubblica amministrazione e delle regole del gioco. Ma Renzi come già che abbiamo cosa cominciato rischierebbe a fare. senza Berlusconi? Penso che non rischierebbe affatto nulla, niente. Se Berlusconi vuole contribuire a riscrivere le regole del gioco istituzionali, ben venga, altrimenti, come è successo anche nei giorni passati, lo faremo con chi ci sta. Perché il nostro obiettivo è cambiare l'Italia per realizzare le cose che i cittadini aspettano con urgenza. Certo, Berlusconi ci sta a costruire una maggioranza sui temi istituzionali, non su quelli politici, vorrei insistere. Non ci scandalizziamo, è stato detto anche prima. Gli accordi, se servono alle regole istituzionali, a cambiare queste regole, ben vengano. Abbiamo un'idea politica molto diversa, lo abbiamo dimostrato alle europee, lo stiamo dimostrando anche ora, ed è per questo che andremo avanti per la nostra strada, con chi ci sta, perché l'Italia è una cosa troppo più grande degli interessi di Berlusconi, per metterla sullo stesso piano. Nardella, le vorrei chiedere una cosa, anche perché siamo quasi in chiusura, sulla CGIL, sui rapporti Renzi e sindacato, no? Perché oggi molti renziani hanno commentato con sarcasmo l'annuncio della CGIL dello sciopero del 5 dicembre prossimo, no? Con frasi del tipo il ponte è servito, lo sciopero dell'Immacolata. Pensa anche lei che questo sciopero sia un modo per allungare il ponte? Guardi, le devo confessare, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto della decisione di fare lo sciopero per il ponte è che i sindacati non fanno mai sciopero il mercoledì. Cioè? Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso si scelgono dei giorni perché evidentemente questi sono, come dire, più facili nell'ambito della programmazione delle ferie. Ci ha mai riflettuto sul fatto che non si fanno mai scioperi nei giorni, come dire, feriali infrasettimanali. Dopodiché, guardiamo al merito delle questioni. Il confronto con il sindacato è utile? Bene. Stiamo però alle cose concrete. Sono convinto che la riforma del lavoro sia utile. Una ragazza che ho incontrato la scorsa settimana all'inaugurazione dell'anno accademico a Firenze, la mia città, sa cosa mi ha detto? Mi ha detto: guardi sindaco, io non posso scegliere altro che un contratto a tempo indeterminato, perché se scegliessi altri tipi di lavoro, perché mi piacerebbe cambiare lavoro periodicamente, non avrei le tutele che oggi ci sono solo nel tempo indeterminato. Questa è la finalità della riforma del lavoro. Di questi temi penso che sia giusto confrontarsi, ma il sindacato non erga muri insormontabili. Accetti il confronto su argomenti che anche le nuove generazioni pongono con grande urgenza. E nella legge di stabilità più di 1,5 miliardi di euro sulle tutele sociali mi sembra che sia un aspetto concreto e non Vabbè, insomma, è anche vero che sarcasmo, quando i rapporti sono già così tesi, battute così, forse si potrebbero anche risparmiare. No, vabbè, comunque l'importante... Anche perché sono completamente insensate. Paragonare uno sciopero alle ferie, le ferie sono pagate, lo sciopero non è pagato, quindi è un sacrificio che fanno i lavoratori, che poi i sindacati decidano il venerdì allo sciopero, che essendo un fatto politico più è partecipato e più rafforza le battaglie dei sindacati. Il problema dei sindacati che non si confrontano, magari in un'altra era vero. A me risulta che l'ultima volta che sono stati convocati a Palazzo Chigi
si sono ritrovati di fronte a qualcuno che gli ha detto: ma noi non siamo qui Non per avevano negoziare, mandato e loro per hanno negoziare. domandato: e allora perché ci avete fatto perdere del tempo per vedere le nostre belle facce che già conoscevate? Quindi è ancora una volta quel concetto di dialogo e di confronto che è un po' strano. Cioè, se si dice prendere o lasciare, non ci si può meravigliare se poi quelli scioperano. Che altro devono fare? Io ho visto Vanno in piazza, prendono botte, almeno lasciateli A scioperare. proposito, Finché non ci comanda mancherebbe, Serra. è un diritto sacrosanto, questo non si può assolutamente mettere in discussione e non si deve, però io ho visto anni di concertazione che non hanno portato a niente. Spesso i tavoli di concertazione si sono trasformati in alibi per porre veti e non decidere mai niente. A volte mettere dei veti contro certe porcherie non sarebbe A volte neanche sì, male. ma Se ne ogni avessero giorno messi di più ai tempi del sistematicamente governo no. Monti, secondo me ci saremmo evitati alcune porcherie che hanno danneggiato i lavoratori. Stasera non possiamo fare le pulci al governo Monti, ma io ho un'ultima domanda per te, Marco, perché siccome si è molto discusso nelle scorse settimane di una puntata di servizio pubblico in cui tu a un certo punto hai abbandonato lo studio in polemica con Santoro, ti volevo chiedere: solo una litigata isolata o è il preludio per un divorzio? Una litigata, beh, se fosse stato il preludio per un divorzio non sarei ritornato il giovedì successivo. Io mi sono veramente arrabbiato quella sera. Mi sono arrabbiato perché non ritengo di aver insultato Burlando, ritengo di avergli detto il minimo sindacale necessario di fronte a uno dei massimi responsabili del disastro che continua ancora in Liguria, e quindi sentire degradato quello che dicevo a insulto non mi è piaciuto. Sono andato via per non reagire male, e dopodiché mi sono chiarito con Michele Santoro, al quale ovviamente riconosco il fatto di avermi ospitato quando nessuno mi dava la parola in televisione, e quindi riconosco che è possibile, l'ho sperimentato nelle 2 puntate successive, Quindi mantenere uno spazio libero. Dopodiché voglio fare gli auguri anche a Giulia Innocenzi, che adesso subentra a Che domani, servizio infatti, pubblico domani con Anno 1 domani sera, e quindi dove tu ci sarai? dove io non ci sarò, perché è giusto che Giulia faccia la sua strada senza ingombri. L'anno scorso c'eravamo io e Vauro, quest'anno ci sarà Vauro. Io comunque sarò ospite in una delle puntate, comunque, così per Va amicizia. bene, quindi insomma, pace fatta, tutto a posto. Grazie Marco Travaglio, grazie Sindaco Nardella, grazie spettatori.